Buonasera, oggi ospitiamo una pianista, compositrice, direttrice d'orchestra e fin qui sembra già tanto. Il fatto è che lei è fra le più brave, giovani, simpatiche, intelligenti, belle direttrici d'orchestra, posso dire, al mondo. Lei ama in modo spassionato il suo concittadino, soprattutto le sue pagine sinfoniche. Parlo di Giacomo Puccini, che lei porta sul podio vestendo ogni tanto anche delle luminosissime gonne rosse. Non ci sono dubbi, lei ha rotto degli schemi colpendo l'immaginario collettivo. Il merito è tutto del maestro Beatrice Venezi. Buonasera, benvenuta. Buonasera, è un piacere essere qua. Maestro va bene. Sì, va bene, va perché non benissimo. maestra, non è su quei dettagli che in fondo si gioca la battaglia, la parità di genere, o no? Non è sulla forma, secondo me, che si gioca questa battaglia, si gioca sui contenuti e si gioca sulla reale parità, sulla parità di accesso a certe opportunità, sulla parità di salario, su tutta una serie di cose. Su tutta una serie di cose. Quindi il maestro, Maestro. va benissimo. Esatto. Io nella presentazione ho detto concittadina di Giacomo Puccini, quindi il nostro pensiero va alla città toscana di Lucca, esatto. Meravigliosa, Sì. E però Beatrice Venezi da un po' di tempo abita a Lugano. Allora, perché? Ebbene sì, mi sono trasferita ormai qualche mese fa, sono felicissima tra l'altro di questa scelta, che è una scelta dovuta in primis alla mia vita privata, perché il mio compagno abita qua e quindi insomma per amore mi sono trasferita e poi mi sono innamorata anche della città effettivamente. Bene. E non vedo l'ora di portare anche la mia arte qua. Appunto. Chissà, è stato lanciato un messaggio, perché qui abbiamo l'Orchestra della Svizzera Italiana, sarebbe Fantastica, perfetta tra l'altro, per una sì. bacchetta più orientata però sul lirismo, la cantabilità italiana, forse meno. Vabbè, Markus Poschner, direttore dell'OSI, bravissimo, è più mitteleuropeo. Il suo cuore lo porta là, in Germania. Sicuramente, io ho un cuore più orientato all'Italia, all'italianità ovviamente, e ciò che tutto questo significa nel mondo della musica classica, quindi l'opera, ma anche il sinfonismo italiano di Respighi o altri suoi contemporanei. Però ecco, sono anime complementari, diciamo così. Benissimo. Anime sono 6, chiamiamole anime, sono delle pedine: l'imperatore, l'amore, la morte, l'eremita, la fortuna oppure il matto. Maestro, lei che sceglie? Sono in bilico tra la pazzia e la morte, dico la verità, ma perché morte come risurrezione anche, Giusto. no? Come rinascita, quindi anche perché è l'unico che ha uno strumento musicale, quindi tutto sommato sceglierò quella pedina. Non è proprio il suo strumento, perché No. lei è diplomata al conservatorio in pianoforte, però è un violino, sempre musica. E come poi Puccini i violini li sapeva gestire alla grande. E siamo sulla partenza. E il dado? Lancio? Prego, è tutto suo il gioco del mondo. Vediamo. E 4. facciamo un 4 in quella direzione, esatto. Quindi le vittorie. Beh, mi sembra quasi scontato parlare di vittorie con lei, perché io mi sono lasciato andare, forse è qualche complimento eccessivo. C'è da dire che Dio, quando distribuisce le qualità, a volte sa essere molto generoso. Vabbè, siamo sulle vittorie. Lei... La vittoria, che cosa significa? L'adesione della critica o del pubblico? Per me è più l'adesione del pubblico, onestamente. Il mio, come dire, il mio messaggio, la mia missione anche in realtà è quella di portare la bellezza della musica classica ad un pubblico il più ampio possibile, anche tutti coloro che ritengono che la musica classica sia un qualcosa di distante, di difficile, perché no, magari anche di noioso, perché purtroppo tanti sono i cliché legati alla musica classica e quindi portare questo grande nostro patrimonio ad un pubblico più ampio, più giovane, è per me appunto una missione e dunque per me le vittorie derivano dal pubblico e dal riscontro che ho da parte del pubblico. Ma di chi è la colpa? Perché c'è stato questo distanziamento, brutta parola perché ci ricorda in questo momento, diciamo, come mai la musica classica si è fatta un po' elitaria nel tempo, considerato che poi le arie di Puccini o di Verdi venivano cantate
da inizio Novecento anche dai contadini, per esempio. Ma E anche poi i miei nonni la fischiettavano, io me lo ricordo, insomma fischiettavano le arie di Puccini, il loro conterraneo tra l'altro, quindi credo che durante il Novecento un po' per le avanguardie, tutto il periodo delle avanguardie che hanno voluto effettivamente iniziare a comporre in un modo e con un linguaggio che fosse accessibile solo ad una piccola enclave, e quindi che un linguaggio elitario a tutti gli effetti. Ecco. Allo stesso modo il mondo culturale si è mosso in quella direzione e quindi c'è stato uno split a un certo punto tra quella che era la cultura popolare e la cultura accademica, e ancora questa frattura non è riuscita a risanarsi. E infatti lei si sta proponendo, voglio dire, nel panorama della musica classica come una figura nuova, anche andando effettivamente sul podio vestita magari così, no? Sì. E questo può fare ricciare il naso ovviamente a qualche purista che considera ancora un po' sacrale l'ambiente della lirica. È però una battaglia non facile forse da vincere. Non è facile smarcarsi, come dicevo, da alcuni cliché che sono i cliché che il pubblico percepisce, ma dall'altra parte anche una certa barriera mentale che c'è da parte dell'Accademia nei confronti appunto di un'idea più pop, nel senso di popolare proprio, della musica classica e della cultura in generale. Credo che sia sostanzialmente anche una questione di potere, se vogliamo, perché comunque mantenere il controllo su un certo argomento e possederlo in pochi, in definitiva, è una questione di controllo e di potere a tutti gli effetti. Quindi credo che abbia tanto a che fare con questo tipo di dinamica. Però vedo segnali incoraggianti. Ci sono segnali incoraggianti. Quantomeno io mi spendo al massimo per questo. Ecco. Per questo. Sì. Benissimo, lasciamo la casella delle vittorie, sempre Sì. con il dado. Maestro Beatrice Venezi, prego, Vado? facciamo, certo, vediamo dove finiamo. 1. Facciamo 1. La Ecco. casella proibita. E beh, la vita è così, ci sono le vittorie e poi ci sono i momenti di difficoltà. Lei attorno a sé è piena di luce, ma non è mai stanca di brillare. È molto faticoso, anche perché in realtà intorno a, per quanto ci sia una grandissima vicinanza da parte del pubblico, come lei accennava prima, in effetti c'è tutto un mondo, quello più accademico, se vogliamo, che è contrario a un certo tipo di innovazione, di rinnovamento, e questo ovviamente rende molto faticose certe strade, no? Il percorrere certe strade, diciamo così. Quindi ci sono tanti momenti di difficoltà che si superano, nel mio caso grazie veramente tantissimo all'amore del pubblico, al sostegno da parte del pubblico. Tante donne che mi scrivono, perché comunque il fatto di non rinunciare per esempio alla parte femminile, all'evidenziare, al sottolineare questa parte femminile, no? Non voler rinunciare soltanto perché devo affrontare un ruolo, un compito, un lavoro storicamente maschile. Più maschile, con un certo rigore, una certa etichetta, una certa seriosità. E nonostante questo, come dire, si può traslare nella situazione della donna contemporanea comunque, no? Ecco, quindi il fatto di non dover rinunciare all'aspetto femminile e alla propria femminilità per svolgere questo tipo di ruolo e di lavoro viene percepito dalle donne comunque come un qualcosa di innovativo e che può essere, ripeto, traslato ad altri ambiti. E lei riesce a intercettare empatia fra i suoi orchestrali più con le donne o con gli uomini? C'è una differenza secondo me dal punto di vista dell'età, sicuramente, quindi le generazioni più giovani sono molto più aperte da questo punto di vista rispetto a generazioni più grandi, ecco, quindi più anziane. Però in generale con le donne, e questo mi piace sempre sottolinearlo, perché c'è l'altro cliché per cui le donne non sono in grado di fare rete tra di loro, invece io mi sento di sfatare questo cliché assolutamente, perché sono le mie prime alleate in orchestra. Certo. Bene. Benissimo. Alleato sarà il dado? Vedremo. Vediamo. Vediamo. Se facciamo un 6, un bel balzo avanti. Allora, vediamo. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Lo stadio. E andiamo sullo stadio. Ci arriva. Sì. Riusciamo
Beh, il massimo sarebbe riempire uno stadio con la musica classica. C'è chi ci sta provando, abbiamo parlato di un suo concittadino, Puccini, c'è un altro concittadino, ma forse d'adozione, più che di nascita, Andrea Bocelli, per esempio. Vicino. Lei sa che c'è un grandissimo campanilismo in realtà sto tra sbagliando. Lucca e Pisa, e lui è pisano, quindi non ci sbagliamo. Però non vive nelle campagne di Lucca, no. Vive in Versilia. Andrea vive in Versilia, è un carissimo amico, a parte le battute, abbiamo lavorato anche insieme e fatto grandi numeri, lui riesce veramente a fare dei grandissimi numeri. Ma la domanda è, Andrea Bocelli fa bene o fa male alla classica? Perché mi ricordo una polemica, per esempio, che si era generata con un altro ospite del Gioco del Mondo, Giovanni Allevi, che era stato tirato in causa da Uto Ughi, quando Allevi andò a suonare in uno spazio sacro della politica, il Senato in Italia, per, se non sbaglio, un concerto di Capodanno. Beh, ne nacque una polemica, si ricorda. Me lo ricordo. Potremmo dire c'è anche David Garrett, per esempio, che a proposito di violino, perché quella è una pedina che ha il violino, David Garrett ha un Guarnieri del Gesù, uno Stradivari, che ogni tanto usa anche per il rock. Cioè queste figure da una parte si avvicinano la gente alla musica classica, però d'altra parte, come denunciava Uto Ughi, privano i professionisti più classici e accademici di alcuni spazi. Quindi, Bocelli, sì o no per riempire lo stadio? Credo che siano pubblici completamente diversi, da una parte. Dall'altra c'è comunque da distinguere, secondo me, tra un Giovanni Allevi che fa un certo tipo di commistione tra generi e soprattutto... Io credo che lanci un po' dei messaggi sbagliati, onestamente, se proprio devo dirlo fuori dai denti, perché quando dici che non studi, ripassi tutto nella tua mente e poi arrivi sul palcoscenico e suoni all'improvviso, è una mancanza di rispetto per quei pianisti che stanno 10 ore al giorno a studiare, secondo me, però questa è un'altra cosa ancora. Quindi, mentre Bocelli, per esempio, alterna, ecco, è una voce che alterna la lirica, il repertorio lirico con il repertorio pop. Sono veramente dei prodotti molto diversi, diciamo così. Credo che la classica comunque, la classica pura in questo momento non è ancora in grado e probabilmente non è interessata a riempire lo stadio, ecco. Quindi non credo che l'uno porti via l'altro, onestamente, perché sono dei segmenti molto diversi. C'è spazio poi per tutti. Però, io personalmente credo però in un'altra forma ancora, cioè il classico puro che può essere portato all'attenzione del grande pubblico e reso popolare. Non manca niente alla musica classica perché possa tornare ad avere quella funzione anche perché no, di intrattenimento alto, che passa alcuni messaggi, che insegna qualcosa, che fa toccare delle vette più alte rispetto alla quotidianità e che era una forma assolutamente popolare come nella sua origine, insomma. Lo stadio ci parla anche di sport e di attività fisica, comunque non è facile dirigere per ore, stare in piedi sul podio, tra l'altro fra due masse di persone, gli orchestrali e il pubblico. Come si prepara fisicamente? Voglio dire, c'è un'attività fisica, adesso vive in Ticino, la natura è a portata di mano, quindi chissà. La natura a portata di mano e il lockdown, tutto sommato, lo devo dire, me lo sono goduto veramente tantissimo tra tutti i sentieri possibili veramente del Ticino. Ne ho veramente approfittato, quindi cammino tanto, cammino nella natura e poi mi alleno un po' fisicamente, faccio un po' di yoga, un po' di pilates, un po' di allenamento vario, insomma è variegato, però sì, è una performance fisica a tutti gli effetti. Tra l'altro ho scoperto un medico che fa agopuntura che è eccezionale, quindi per tutti i miei torcicollo. E quindi è così. Sì. Allora la interrogo, dove va camminando fuori Lugano? Ci sono delle mete amate particolari? Devo sceglierne uno. Allora, il percorso che porta al Monte Boglia sicuramente, ecco. È stato uno forse dei più belli che ho fatto in assoluto. Montebar anche Montebar, poi vado spesso a Montagnola, cammino, faccio il percorso di Hesse, insomma vabbè. Sì, più o meno tutti, generoso, sì. Benissimo. Lasciamo lo stadio, Beatrice Venezzi, sempre con il dado e vediamo se andiamo sui sogni, la libreria, i sacrifici, lo specchio, chissà. 4. Facciamo un 4.
Eccoci, invece appunto Lo siamo specchio. proprio sullo specchio. Grazie. Beh, lo specchio è un oggetto con il quale lei si confronterà prima di andare in scena, ovviamente. Davanti a uno specchio, lei come si raccoglie prima di andare in scena? È un momento di raccoglimento, infatti, è un momento anche di concentrazione in cui, riflettendo l'immagine, no, e concentrandosi sui pochi elementi, cercando di non avere distrazioni, anche se questo è sempre difficile pure prima dell'inizio di un concerto, onestamente, perché succede sempre di tutto. Però ecco, quello è un momento di raccoglimento e di concentrazione prima di arrivare al momento del concerto. E lei si cura della sua immagine al di là dell'aspetto fisico, ma di quello che scrivono gli altri. Abbiamo detto la critica meno, più il pubblico, però lei sui giornali ultimamente ci finisce tantissimo. Forse la grande svolta è stata a Lucca per il Lucca Summer Festival con il 160esimo, la celebrazione del 160esimo di nascita di Puccini. Quello è stato un momento in cui c'è stata una svolta nella sua popolarità. Corriere della Sera, vabbè, l'ha messa fra le persone più creative, la rivista Forbes dice insomma leader di domani, l'ha inserita fra quella... Una bella responsabilità. Una bella responsabilità. E quindi c'è il problema di curare in fondo la propria immagine, al di là dell'aspetto fisico. Sì, no, è vero, è un problema, è un vantaggio nel poter poi comunicare attraverso questa visibilità i messaggi che mi stanno a cuore, che sono appunto la divulgazione principalmente, quindi la divulgazione della musica classica è una forma nuova, se vogliamo, più moderna di raccontare la figura femminile e anche... Tra l'altro l'italianità che cerco di portare, questo Made in Italy che cerco di portare all'estero, no? E Puccini è Puccini, un buon cavallo di Troia perché insomma è proprio un brand mondiale, Puccini. Brand mondiale. Però le opere e liriche, moderno. meno le pagine sinfoniche forse. Sì, ed è per quello che ho voluto puntare su quelle quando ho fatto il mio primo disco, ho inciso il mio primo disco. Esattamente. My Journey. Allora noi vogliamo ascoltare qualcosa di My Journey? Volentieri. O di musica? Bene. Piccolo gioco. Abbiamo fatto un medley, un passaggio, siamo andati in crescendo, non mi sembra. Forse non proprio. Puccini, poi Massive Attack e poi una canzone della tradizione locale popolare ticinella con il Monte Bre sullo sfondo e un cane. Sì. Cos'è, un valzerino quello, o ticinella tecnicamente? Beh, è una polca forse. È una più. Sì. È stato un piccolo gioco così, ma la musica, ecco, a 360 gradi, sì, non ci sono preclusioni, insomma, in casa cosa si ascolta? No, io sono cresciuta, non vengo da una famiglia di musicisti, quindi in realtà sono cresciuta con mio padre appassionato di Led Zeppelin e rock progressive degli anni 70, quindi insomma premiata tutto Forneria Marconi, esatto. Questa tradizione. Quindi tutto un altro humus culturale, Sì. musicale, mettiamolo così, però sempre massima, come dire, curiosità nei confronti un po' di tutti i generi e io personalmente al di fuori del mio lavoro ascolto anche un po' di tutto, proprio anche perché sono curiosa rispetto a come si evolve il gusto delle persone, il gusto del pubblico. Papà e mamma cosa facevano quando lei era una bambina, insomma? Mia madre è assistente museale nei musei della Toscana, prima a Firenze, poi a Lucca, e mio padre invece è un manager e si occupa nel settore pubblicitario. E allora come è arrivato? Che è una ragazza all'epoca delle Spice Girls, se non sbaglio, ha deciso di andare nella direzione della musica classica e poi della direzione d'orchestra. Un giorno ho incontrato questa signora che dava delle lezioni di pianoforte nella mia scuola elementare
e ho proprio toccato con mano lo strumento, ho avuto modo di interagire con lo strumento e subito, da lì a poco, ho capito che era quella la mia strada. Poi da lì è arrivata, dopo il pianoforte, è arrivata la composizione, poi la direzione d'orchestra, ma non ho il ricordo esatto del momento in cui ho detto voglio fare il direttore d'orchestra grande. E il mio maestro di composizione diceva che secondo lui era una forma di espressione di una necessità interiore. La direzione. La direzione d'orchestra. La direzione d'orchestra, quindi si smarca un po' dalla esecuzione pianistica o anche dalla composizione. Sì, il percorso è stato attraverso in realtà il maestro collaboratore, il mondo dell'opera ancora una volta, quindi è stato lì che mi è stata data la prima volta la possibilità di provare che cosa voleva dire dirigere un'orchestra. Mi ricordo questo direttore d'orchestra con cui collaboravo, con cui lavoravo, ero in Germania, e mi disse: ok, so che vuoi fare il direttore d'orchestra, allora domani la prova d'orchestra la fai tu. Così. E io non avevo mai preso una lezione di direzione, niente, quindi sono arrivata, ma ovviamente non mi sarei mai tirata indietro da un'opportunità del genere, e quindi con grande incoscienza anche mi sono presentata davanti all'orchestra e ho cercato di sopravvivere in qualche modo. E finita la prova il direttore mi fa: ok, you can do it, ok, puoi fare questo lavoro. Voilà, è andata, voilà. Sì. Perché poi di orchestre ne sono arrivate, la Nuova Scarlatti di Napoli, sì, la Milano Classica, come direttrice stabile. Sì. Non resident, perché quelli sono i DJ delle discoteche. Esatto. Cioè, non facciamo confusione. Però anche direttrice ospite d'Orchestra della Toscana. Orchestra della Toscana, Firenze. Per esempio. E poi, vabbè, ci sono stati tanti viaggi. Questa professione l'ha portata in giro nel mondo, dal Giappone agli Stati Uniti. Quando dicevo una delle più giovani, è un dato di fatto che a livello mondiale lei si è esibita con la bacchetta in mano dal Giappone agli Stati Uniti in tutto il mondo, è stata una proprio delle prime ad esibirsi in questi grandi teatri. Cosa cambia fra direzione stabile e direzione ospite? Il direttore stabile ha, come dire, voce in capitolo anche rispetto alla programmazione, certe scelte artistiche. Una linea. Sì. Una linea, esatto. Il direttore principale ospite invece ha 2, 3, 4, 5, quelle che possono essere produzioni durante l'anno con quella stessa orchestra, quindi ha comunque modo di costruire un rapporto nel tempo, però non ha voce in capitolo sulle scelte artistiche, ecco. Bene, voce in capitolo sulle scelte delle caselle ce l'ha il dado e la sua mano, che di solito tiene una bacchetta, oggi il dado. Oggi è il dado. Va così, va vediamo, così. Vediamo è il senso del gioco del mondo. Uno. Facciamo uno e siamo... Questa è proprio una casella a totale improvvisazione. Ok. Un colpo di spugna, cosa le viene in mente sul bianco? Che il bianco contiene non solo tutti gli altri colori, è un po' come il silenzio che contiene tutti i suoni, se vogliamo. Vabbè, Kandinsky già non è una cosa mia, purtroppo. È una citazione. Poteva anche non dirlo, che era servita così in modo perfetto. Il silenzio, dunque, cos'è il silenzio? Perché c'è anche un altro concetto che mi ossessiona, è la questione del tempo, per esempio. Per un direttore d'orchestra il tempo conta tantissimo. E quindi come si gestisce il tempo? Perché su alcune opere, su alcune pagine, lei magari dilata i tempi, su altri li accelera? Vado tanto in base alla drammaturgia del brano, perché si pensa alla drammaturgia solo quando si parla di opera, ma in realtà c'è una drammaturgia interna, se vogliamo, se la si sa leggere anche all'interno di alcuni brani sinfonici, quindi c'è un racconto, no, che viene espresso, poi chiaramente ognuno ha la propria interpretazione, perché questo è il bello della musica, essendo asemantica, non ha un significato chiaro e preciso per tutti, insomma può ispirare a certe cose, ma ognuno poi la vede da una prospettiva propria, ecco. E quindi seguo la drammaturgia, appunto. E la cosa straordinaria, secondo me, del fare musica è la percezione del tempo che si ha nel fare musica e nell'ascoltare musica, perché è una percezione totalmente dettata da aspetti psicologici, poi, quindi il tempo si dilata o si comprime a seconda dello stato d'animo. Del momento, forse anche del momento culturale. Insomma, anche. Dipende. Allora, lasciamo la casella bianca, Vediamo. che ci ha portato a parlare di tempo, sì. di neve anche,
3. E allora, neve per il bianco in Svizzera va a sciare? Sì, grande appassionata. Grande appassionata? Sì. Beh, però sul Monte Bar la neve non è garantita, bisogna andarci a piedi. E quindi dove si va? Andermatt? Andermatt. Sì. Ci ho preso. L'ha preso subito, Benissimo. Veramente. 1, 2, 3. La piazza. Siamo sulla piazza. Distanziamento sociale nelle piazze. Questo è stato un problema, l'abbiamo visto prima in una fotografia col suo cane, che si chiama? Brad. Da Brad Pitt, no? È un pitbull. Ah no, è questo il gioco. Vabbè. No, ma non gliel'ho dato, l'abbiamo preso al canile, l'abbiamo adottato, quindi è un grande attore. era già sì, un grandissimo attore. Come ha vissuto in fondo? Lei ha detto sì, è stata anche un'occasione, è un bel momento, sì, per chi magari poi se lo può permettere, anche voglio dire. Comunque la distanza dal pubblico per lei, che in fondo come missione ha quello di portare la musica al pubblico, è stato comunque complicato. È stato uno shock all'inizio, devo dire la verità. È stato uno shock sia per la mancanza del contatto con il pubblico, la mancanza di contatto con l'orchestra, ma anche la possibilità di viaggiare che veniva negata, no? Sì. Questa limitazione nella libertà personale. Io che sono abituata a viaggiare continuamente, ero abituata a viaggiare continuamente e sono nata comunque dopo la caduta del muro di Berlino, quindi nel senso in un mondo libero, in un mondo aperto, quindi è stato veramente un anno shock. Un anno dopo. Sì, esatto. Ecco, è stato, ripeto, uno shock all'inizio, poi ho capito che poteva essere un grande momento di rinascita, per l'appunto, un momento in cui ripensare a come, per esempio, a come proporre la musica classica, a come lavorare su dei format, mettiamoli così, chiamiamoli così, dei format che potessero comunicare qualcosa ad un pubblico, appunto ad un pubblico più ampio, e soprattutto dobbiamo capire che avremo una modalità di fruizione della musica classica che sicuramente sarà diversa nei prossimi tempi, almeno non so, nel prossimo anno e mezzo all'incirca. Quindi la capacità di rinnovarsi, la resilienza riuscire a rinnovarsi e a trovare le soluzioni alternative. E quando non si va in scena, magari si scrive anche un libro. Capita, è uno, io in libreria so che c'è Allegro con fuoco, un altro slogan all'inclusività della musica classica. La musica classica è per tutti, diciamo, questa è la premessa del libro e anche lo svolgimento. Sta arrivando qualcos'altro? Ne sta arrivando un altro che è stato partorito proprio durante il lockdown, tra l'altro, e saranno dei racconti di donne della musica, non classica, non solo classica, da Hildegarda di Bingen, quindi stiamo parlando dell'anno 1000 fino a Björk. Grandissima. E quindi sono dei racconti, dei ritratti di donne, sorelle, dalla sorella di Mozart alla moglie di Schumann, quindi come dire coloro che sono diventate famose per essere mogli, sorelle o quant'altro, però poi non sono riuscite effettivamente a trasmettere tutta la loro arte alla storia, non è passato così tanto ai posteri, diciamo così, ma anche storie di grande successo, quindi penso alla Portman, per esempio, che e alle sue colonne sonore, piuttosto che a Björk stessa, piuttosto che a Martha Argerich, che tra l'altro esatto, conosciamo benissimo. Quindi attraverso queste storie parlare della musica di quel periodo. Ed Elisabetta, prima d'Inghilterra? Non c'è, no, non c'è, perché non era una musicista, anche se era grande appassionata delle arti e della letteratura, effettivamente. So che è una figura, questa regnante, siamo nel 500, dinastia Tudor, che l'ha elettrizzata. Per quale motivo? Perché è stata il più grande esempio di donna, la prima donna, anche il più grande esempio, appunto. Lei dunque ha governato con le sue capacità, non con quello che quel periodo storico le imponeva, ossia di creare delle alleanze attraverso il matrimonio. Detta infatti la Vergine, perché non era... Quindi la trovo veramente dirompente nel panorama, appunto per quel periodo storico. A proposito di tempo, noi siamo arrivati alla conclusione. Ecco. Avevamo mezz'ora. Sì. In mezz'ora c'è una pagina sinfonica che si può aprire e chiudere, no?
su? Beh sì, qualche cosa di Puccini sicuramente. Qualche cosa di Puccini. Questo non è Puccini, ma è la nostra sigla. Quando la vedremo in scena, l'agenda che cosa dice? Allora, l'agenda dice che sarò con l'Orchestra Milano Classica i primi di ottobre per l'inaugurazione della nostra stagione, poi sarò in Russia, a Sebastopoli, per l'esattezza, poi doveva esserci Argentina, Brasile, tutto un grande tour in Sud America che non sarà possibile, e poi ancora tante altre cose per il 2021. Realtà. E poi vedremo. E poi vedremo, speriamo di vederci qua. Maestro Beatrice Venezi, grazie per essere stata con noi e grazie anche a voi. Ci rivediamo la settimana prossima, lo sapete, dopo il quotidiano e prima del telegiornale per raccontare un'altra storia con Dado, Pedine e Caselle. Buona serata.